in teoria dovremmo essere in diretta. Buon pomeriggio a tutti ragazzi, bentornati nel gruppo e bentornati nelle nostre dirette di approfondimento. Come state? Tutto bene? Datemi, come sempre vi chiedo, datemi un cenno, datemi un segnale, fatemi sapere se si vede e se si sente. E poi finché arriva un po' di gente, aspettiamo un attimo finché non arriva un po' di persone che si collegano a questa diretta. Ok, vedo già dei primi segnali. Scusate che mi devo collegare dal mio telefono perché altrimenti non vedo i nomi. Anzi, se scrivete dei commenti e delle domande, scrivete anche per favore in fondo il vostro nome. Allora, vediamo chi c'è. C'è Stefania. Ciao Stefania, grandissima ospite di una diretta di qualche giorno fa con le 5 donne. Grazie di essere collegata. Martina, escici il Gazzi arriva tra poco il Gazzi, Marti. Ok, c'è anche la Vale. Ciao Vale. Bene. Ok, allora intanto finché si collegano un po' di persone. Ciao, grande Ale, grandissimo, da quanto tempo? Fa piacere di vederti qua. Finché appunto si collegano un po' di persone, vi aggiorno sul discorso mascherine. Io e il buon Luca stiamo rompendo le palle a tanti produttori italiani di mascherine, anche veneti soprattutto, per fare quell'acquisto di gruppo di cui appunto una persona del gruppo aveva lanciato l'idea. Ciao anche Walter, ciao Walter che c'è sempre le dirette. Allora, ne abbiamo selezionati 3 che hanno insomma delle mascherine di buona qualità, certificate, un rapporto qualità-prezzo buono e adesso appunto siamo in fase di trattativa con loro per capire insomma gli ultimi dettagli. La settimana prossima, penso martedì o mercoledì, faremo una diretta con Luca, appunto che è Luca la persona che sta tenendo i rapporti con questi produttori, ormai è super esperto di mascherine lavabili, e vi racconteremo un po', vi spiegheremo un po' qual è l'idea insomma di questo acquisto di gruppo, vi daremo un po' di informazioni in merito. E poi vedremo di raccogliere le vostre adesioni per capire quante persone possono essere interessate effettivamente a questa operazione. Ecco. Allora, vediamo che altro c'è. Michela, ciao Michela. Eleonora, grande, ciao Eleonora, come stai? Bene. Ok, allora, come dicevamo prima, anzi mettiamo questo bel titolone che così vediamo subito di cosa si parla oggi. Oggi vedremo col buon Lorenzo un bel caso studio che ha seguito personalmente. Lorenzo è un consulente, insomma un esperto di marketing, soprattutto per attività locali, e ci racconterà appunto di questo caso studio, di questo suo cliente parrucchiera che investendo 100 euro in 3 settimane, se non ricordo male, ma ce lo racconterà meglio lui, ha ottenuto diciamo dei ritorni per un valore di 8.000 euro di clienti che ha acquisito grazie alla pubblicità su Facebook. Allora, direi che è arrivato il momento di introdurre il Gazzi e di entrare un po' più nel dettaglio. Eccoci. Eccolo qua. Ciao Ci Lorenzo. siamo. Ciao a tutti, caro, buon pomeriggio. E benvenuto nel gruppo e grazie per la disponibilità a raccontare insomma questa bella cosa. Allora, come appunto stavo dicendo, faccio una piccola intro, poi passo la palla a Lorenzo. Questa diretta è fatta in seguito alle altre in cui abbiamo visto appunto come sfruttare i social, come creare magari dei post coinvolgenti, anche diciamo parlando dell'iniziativa, sfruttando l'iniziativa per vendere gift card. Oggi vogliamo andare un po' più nel dettaglio della pubblicità su Facebook, perché appunto quello che vogliamo far passare è anche l'idea che
non si può lavorare per un'attività locale, non si può lavorare su Facebook solo gratuitamente, insomma. Gratuitamente si fa ormai gran poco, purtroppo, perché Mark Zuckerberg ha un figlio da mantenere, insomma, ha bisogno di soldi, e quindi bisogna iniziare a entrare nell'ottica di iniziare a investire qualche soldino. Sono soldi che magari potete risparmiare nei volantini e iniziare a investire piuttosto su Facebook, che magari potete ottenere dei risultati migliori. Volevo dirvi poi anche un'altra cosa molto importante, che io sto vedendo anche da parecchi mesi, da parecchi anni, che pochissime attività locali comunicano in modo, non vorrei dire decente, ma in modo, insomma, professionale nei social. Quindi c'è veramente uno spazio enorme aperto che potete sfruttare, e i primi che iniziano a ragionare appunto con l'ottica di usare i social in modo professionale e competente fanno veramente tabula rasa. Bene, lascio la parola al buon Lorenzo, che adesso si presenta, ci dice un po' chi è, e poi andiamo a vedere questo bel caso studio. Allora, grazie per questa introduzione intanto. Io mi occupo ormai da più di 5 anni di digital marketing, sono laureato anche in questo e mi sono specializzato negli anni in marketing per attività locali e quindi più in modo specifico, diciamo, in campagne pubblicitarie, sia su Facebook sia su Instagram, che ricordiamo, non so per chi non lo sa, ma Instagram e Facebook è come fossero la stessa piattaforma, perché quando noi andremo a fare poi delle campagne su Instagram si usa lo stesso strumento, è tutto automatizzato. Quindi quando anche in questa live parleremo di Facebook, è sempre inteso anche il gruppo Facebook, quindi anche Instagram. Dicevo, sì, che poi negli anni mi sono occupato anche di gestione di campagne per e-commerce, e anche strategie e consulenze proprio a livello anche operativo. Nel caso studio di oggi, come ha anticipato Paolo, volevo portarvi questo esempio, secondo me molto interessante, di come una parrucchiera di fascia medio-alta, diciamo, è riuscita ad ottenere risultati, secondo me, invidiabili, ecco, definiamoli così, investendo un budget relativamente piccolo, no? In pubblicità, che in questo caso erano 100 euro, poi sarebbero dovuti essere un po' di più perché la campagna era prevista per durare un po' più a lungo, poi è successo proprio prima del lockdown del Covid, e quindi abbiamo dovuto interrompere. Quindi probabilmente questa campagna avrebbe portato risultati ancora superiori. Prima però di questo caso studio vorrei fare una precisazione, perché non credo che le persone, che voi che state seguendo questa live, conoscano bene come funziona un po' Facebook e in particolare l'algoritmo di Facebook. Quando voi sulla vostra pagina, la pagina dell'attività su Facebook, pubblicate un post, questo post raggiunge, se siete fortunati, all'incirca il 10% delle persone che seguono la vostra pagina. Quindi ipotizzando che la vostra pagina abbia 1000 like, cioè 1000 persone che la seguono, più o meno un centinaio di persone vedranno questa campagna. Poi dipende da alcuni fattori, perché l'algoritmo funziona in questo modo. Se il mio post ha successo, e per successo vuol dire che ha tante reazioni, commenti, condivisioni, l'algoritmo capisce che quello è un post interessante, è un contenuto di valore, e quindi aumenta un po' la copertura, quella che viene definita copertura organica. La copertura organica è la copertura naturale che Facebook dà ad ogni post. In ogni caso non riusciremo mai a raggiungere il 100%, quindi nel caso precedente le 1000 persone che hanno like alla nostra pagina, ma arriveremo, se siamo fortunati, a un 15, un 20%. E comunque capite bene che sono cifre ridicole, cioè numeri ridicoli per il numero che in realtà
abbiamo di persone che ci segue. Questo è per dire che Facebook si può utilizzare per pubblicare post così 1 volta a settimana, 2 volte a settimana, insomma, ogni quanto vi siete predisposti di farlo. Però fatto in questo modo Facebook è come fosse un gioco, una sorta di divertimento, ecco. Se si vogliono iniziare a fare le cose seriamente ed utilizzare Facebook in modo professionale, bisogna mettere a budget dei soldi da investire in pubblicità in modo costante, che potrebbero essere appunto 1 € al giorno, 2 € al giorno, 5 € al giorno, 10 € al giorno. Questo dipende poi dai risultati che si vogliono ottenere. È anche per questo motivo che voi potete farvi tutto il vostro bellissimo piano editoriale, ossia, no, dirvi oggi, questo mese pubblico questo post, la foto di qua, la foto di là, questo contenuto, eccetera, eccetera, però se non poi investite dei soldi per far vedere effettivamente quel post, sia alle persone che vi seguono, ma anche magari nella zona dove è il vostro locale, la vostra attività, diventa quasi tempo perso. Questo è quello che ormai Facebook ci permette di fare, perché ogni anno la copertura organica si abbassa sempre di più. Per Instagram vale la stessa cosa. Su Instagram magari adesso non è un 10%, ma è un 20%, perché la copertura lì è ancora un po' più altina, però anche lì ogni anno cala sempre di più. Questo è un po' il quadro generale che volevo fare prima di parlare del caso studio. Un'altra cosa interessante, prima di parlarvi di questo, è capire quali sono le metriche fondamentali, cioè gli indicatori fondamentali da tenere in considerazione quando si fanno delle campagne di questo tipo, ma anche in generale nel business. So che Paolo ha preparato Eccole qua, le nostre delle fantastiche slide. esatto. Questa è una domandina che facciamo a tutti voi e che non è niente di emozionale o di sentimentale, Esatto. ed è appunto questa: quanto vale per te il tuo cliente? Provate a farvi questa domanda: quanto vale per te? Pensate ad un cliente, uno dei tanti che avete, e pensate quanto vale, ma non vale dire vale tantissimo, per me vale oro. Dovete pensare ad un valore monetario, perché questo è molto importante. Scusate che tiro via il titoletto qua, se no non si vede. Questo è molto importante per capire, per andare a capire bene il caso studio che vedremo oggi. Quindi fate questa operazione, provate a pensare a un vostro cliente e cercate di pensare monetariamente quanto vale per la tua attività. Questo è importantissimo perché ogni cliente che avete nella sua vita con voi, nel suo rapporto commerciale con voi, ha un valore. Ci può essere Jack che vale $500, Anna che vale 2.890, eccetera, eccetera. Questo può essere magari brutto da dire, perché sembra che i clienti, che vogliamo trattare i clienti, diciamo, come dei portafogli ambulanti, ma è giusto per farvi entrare nell'ottica delle idee di ragionare anche a livello numerico e monetario in modo analitico, diciamo, no? Quindi entriamo un po' a parlare di bruttissimi tecnicismi, ovviamente sono in inglese perché nel marketing funziona tutto in inglese, ma adesso traduciamo tutto, queste brutte parolacce da marketari. Allora, questo è fondamentale: lifetime value, in inglese, che vuol dire valore a vita, diciamo, del vostro cliente. Vuol dire quanto spende il cliente nella tua attività durante l'intero rapporto commerciale che ha con te. Ovviamente sapete benissimo anche voi che determinati clienti resteranno con voi per 6 mesi, determinati clienti resteranno con voi per 2 anni, qualcuno resterà per 20. Qualsiasi di questi clienti ha un valore commerciale per voi che si chiama appunto lifetime value. Dall'altra parte, invece, c'è quest'altra bruttissima parolaccia che si chiama CAC.
Customer Acquisition Cost. Cosa significa? Significa quanto spendo per ottenere un nuovo cliente. So che tanti di voi non sono abituati a ragionare su questa ottica, quindi di spendere per ottenere un nuovo cliente. Parlando con tanti di voi anche nelle consulenze gratuite che ho fatto un paio di settimane fa, quando chiedevo qual è la tua strategia per acquisire un nuovo cliente, non ce n'è stato uno che mi abbia detto investi su Facebook, sulla radio per esempio, o cose di questo tipo. Tutti, 20 persone, mi hanno detto io non ho nessuna strategia, mi baso solo sul passaparola. Ecco, il passaparola è una cosa bellissima, sappiamo tutti che funziona, però il problema qual è del passaparola? Che non è governabile. Quindi non avete modo di decidere, di avere, diciamo, azione diretta da parte vostra sull'aumentarlo o meno. Quindi bisogna entrare nell'ottica di idee di spendere per ottenere un nuovo cliente, di acquistarlo, tra virgolette. Questo è importantissimo per andare poi a vedere il caso studio. Se non vi è chiaro quello che sto dicendo, se vado troppo veloce, se volete chiarimenti, scrivete nei commenti che ripeto, insomma, perché è importante che capiate questa cosa. Ecco, questo è importante, quindi è giusto paragonare questi due valori, quindi lifetime value, cioè valore totale del cliente, e costo per acquisirlo. Nell'opzione, diciamo, in alto, con la faccina sorridente, significa che il valore del cliente è più alto del costo che io spendo per acquisirlo. E quindi questo è bene, molto bene. Se invece io spendo più soldi per acquistarlo, diciamo, per ottenere questo cliente rispetto a quelli che lui darà a me, chiaramente la cosa non sta in piedi, quindi no bene. Facciamo un esempio, perché altrimenti rischiamo di non capirci. Facciamo proprio dei numeri, mettiamo dei numeri. Questo mese, quindi vabbè, lasciamo stare il corona, mettiamo che sia un periodo normalissimo, quindi sto mese io spendo 500 euro in pubblicità su Facebook, in consulente, in generale, insomma, diciamo in marketing e pubblicità, e attiro 10 nuovi clienti. Ok, spendo 500 e mi arrivano 10 nuovi clienti all'interno della mia attività. Qual è il CAC, quindi il costo di acquisizione di un cliente? È 50 euro mediamente, no? Dopo si può andare a fare dei conteggi molto più analitici, ma questo è giusto per spiegare come funziona l'ideologia. Quindi ho speso 500, diviso per 10, 50 è quello che io ho speso per far entrare il cliente nel mio negozio e fargli aprire il portafoglio, diciamo brutalmente, no? Dopodiché, questo cliente che io acquisisco, molti fanno l'errore di pensare che il cliente valga solo per quella singola operazione che lui fa. Quindi faccio pubblicità su Facebook, attiro il cliente che mi entra nel mio negozio di parrucchiera, si taglia i capelli, spende 50 euro e quello è ciò che io ho guadagnato. Errore. Perché? Perché tanti non considerano il lifetime value, ossia il valore che avrà quel cliente negli anni, nei mesi o negli anni. Quindi quel cliente spenderà 50 euro la prima volta, però una volta che l'ho acquisito, se io sono anche bravo a tenermelo, spenderà 50 fra 3 mesi, altri 80 fra 6 mesi, eccetera, eccetera. Ok? Tutto chiaro fin qua? Vediamo un attimo se ci sono domande. Io ho investito con Facebook Vivi Milano, il risultato non è stato ottimo. Non so cosa sia Vivi Milano, forse un sito, non lo so. Comunque può capitare che non sia ottimo, perché dipende da come viene gestito, è uno strumento, quindi va capito come usarlo. Ok, ok, fin qua. Questo è appunto, ci tenevamo molto a spiegarvi questa cosa del valore a vita del vostro cliente e di entrare nell'ottica di spendere per ottenere dei clienti. Ok, ecco, Lorenzo, ti ripasso la palla. Sì, per me è stato chiarissimo, non so se lo è stato per le persone che hanno seguito. Se avete domande, ovviamente scrivetele, che siamo qui apposta per rispondere. Nel frattempo, allora, vi inquadro un attimo il contesto in cui è stato sviluppato questo caso studio. Allora, ci troviamo in un comune della provincia di Venezia,
per cui non grandi città o cose di questo tipo. E parliamo di una parrucchiera con un target, diciamo, medio-alto. Lei mi dice più o meno che il suo cliente in media spende intorno agli 80-90 euro per un taglio, piega e colore. Questa parrucchiera è specializzata nel colore. Il suo posizionamento è questo. E allora cosa abbiamo fatto? Questa era una mia cliente, perché le avevo già fatto il sito web e gli ho proposto di fare questa cosa, sapendo che anche in altri settori come i centri estetici, ristoranti, palestre e quant'altro avevo già ottenuto ottimi risultati. Quindi abbiamo fatto semplicemente, ho un po' parlato con lei, ci siamo accordati su cosa comunicare, e in questo caso abbiamo deciso di non fare neanche una promozione o uno sconto, ma solamente comunicare quello che sono le sue qualità e i benefici che il cliente avrebbe avuto andando appunto a farsi fare un servizio da questa parrucchiera. Ho creato da una serie di immagini ehm, che lei mi ha mandato su WhatsApp. Semplicemente ho creato un mini video molto, molto semplice in cui le immagini scorrevano e l'abbiamo pubblicizzato, sponsorizzato su Facebook. In questo caso l'idea era quella di mettere 5 euro al giorno per un mese. Poi ci siamo fermati prima perché è successa la pandemia. Investendo comunque questi 100 euro, lei è riuscita ad avere una decina di nuovi clienti. Non ci sono, ma non si sente nulla. Mi sentono? Gli altri mi sentono? Ehm, quindi questi nuovi clienti già con, diciamo, questa prima tranche, ok, di pagamenti, diciamo, più o meno lo scontrino medio è stato 80-90 euro, quindi con 100 euro investiti più o meno gli sono ritornati 800-900 euro. Ma ragionando con quello che abbiamo detto prima, ehm, il lifetime value in questo caso suo era intorno anche più di 900 euro a cliente. Infatti in realtà il totale potrebbe essere anche più alto di quegli 8.000 euro che abbiamo scritto sul caso studio. Perché se noi ipotizziamo, no, facciamo una media di 80 euro, scontrino medio, quindi le persone in media quando vanno a fare un servizio da questa parrucchiera spendono 80 euro. È chiaro che ci sarà chi spenderà di più e chi spenderà di meno. Contando che poi in media, sempre in questa attività, le persone vanno una volta ogni 2 mesi. Anche qui è chiaro che ci sarà la persona che va una volta al mese e la persona che va una volta ogni 3 mesi. E contando poi che sempre in media le persone rimarranno con questa parrucchiera per 2 anni. Anche qui ci saranno persone che rimarranno un anno, persone che rimarranno 3 anni, persone che rimarranno 5 anni. Facendo questo conto, viene fuori appunto che il lifetime value per ogni singolo cliente potrebbe essere intorno agli 800-900 euro. Capite bene che quei clienti che noi abbiamo acquisito inizialmente non valgono in realtà solamente 800-900 euro, ma bisogna moltiplicare per il lifetime value totale e quindi arriviamo a quella cifra di 8-9 mila euro. È chiaro che non sono soldi che ci entrano subito, però sono soldi che nel tempo arriveranno, ecco. E questo è un po' anche il ragionamento che in business un po' più grandi fanno ad esempio gli operatori telefonici, perché gli operatori telefonici spendono un sacco di soldi in pubblicità quando poi in realtà l'utente paga 10 euro al mese, perché sanno che il loro lifetime value è altissimo, cioè un cliente quando arriva da loro
rimane per 10 anni e quindi spende 1000, 2000, 5000 euro. Se io ho un lifetime value che è di 5000 euro, ipoteticamente posso spendere fino a 4999 euro per acquisire un nuovo cliente e sarò comunque a pari, in positivo. È ovvio che poi bisogna contare tutti i costi di gestione, prodotti, eccetera. Quindi questo è un po' il ragionamento che secondo me deve essere fatto quando si fanno questo tipo di iniziative su Facebook. Scusa Lorenzo, ti interrompo Sì, un attimo che faccio un po' di recap perché magari qualcuno potrebbe essersi perso, magari chi sì, non è molto pratico anche sul ragionare con la pubblicità su Facebook, diciamo. sì, Quello che ha fatto appunto Lorenzo è stato seguire questa sua cliente parrucchiera per promuoverla all'interno di Facebook pagando, perché appunto oltre alla versione gratuita, magari qualcuno non lo sa, c'è anche la possibilità di certo, andare a sponsorizzare il post. Quindi quello che dice giustamente Lorenzo è qualcuno ha anche questa idea che bisogna sempre lavorare con gli sconti, no? Anche nel video che abbiamo pubblicato del TG3 che ha parlato sapete, di una delle estetiste del gruppo che ha guadagnato 1500 euro vendendo dei gift card. Poi vedo tantissimi commenti che dicono sì, ma hanno fatto gli sconti e allora perdi. A parte che non hanno fatto nessuno sconto, no? no, Si in dà questo sempre per caso no, scontato che ci sia lo sconto. si Fare può pubblicità fare, su Facebook non vuol dire invece di farti pagare il taglio 80 euro te lo faccio pagare 40 e allora attiro cliente, assolutamente no, non è un Groupon, ecco, vorrei chiarire molto bene questa cosa. Fare pubblicità su Facebook si può fare anche semplicemente sponsorizzando, quindi promuovendo un post dove faccio vedere il prima e il dopo di una ragazza che si è tagliata i capelli, cioè non occorre fare chissà quali attività super sì, eccelse, perché come dicevo anche prima, la comunicazione da parte di tante attività locali, ma anche di aziende grosse, ma di attività locali su Facebook è veramente bassa, bassa, bassa. Quindi basta veramente elevarsi un po' dalla media e si ottengono dei buoni risultati. Quindi in questo caso non è stato fatto alcuno sconto, semplicemente sono stati fatti dei post, delle comunicazioni, è stato pagato Facebook un centinaio di euro per arrivare a determinate persone della zona, non in tutta Italia, non esatto, distanti dall'attività, in un raggio di, non so, 5-6 km, adesso ci dirai meglio, in modo targetizzando anche nello specifico chi è il mio cliente potenziale, perché è inutile che faccia vedere la mia pubblicità se sono un centro estetico ad un maschio, no? Vabbè che tanti maschi magari sì, adesso è vanno vero, anche al centro estetico, però se io offro il mio target ideale sono donne, posso dire a Facebook fai vedere il mio post, la mia pubblicità a donne che sono a 5 km, che abitano a 5 km dalla mia zona, che hanno un'età tra 30 e 50 che hanno altre determinate caratteristiche che a me interessano. esatto. Scusa se ti ho interrotto, ma No, 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 ma tenevo ecco, magari questo a essere chiaro anche per chi hai non è detto molto benissimo. pratico. Facebook è molto potente da questo punto di vista perché ci permette di fare delle campagne geolocalizzate, quindi io gli posso dire esattamente da dove è un'attività locale, che sia poi una parrucchiera, un centro estetico, qualsiasi altra cosa. Questa cosa che abbiamo detto vale per qualsiasi attività locale, che sia una gelateria, un ristorante o quant'altro. Ehm, io posso dirgli esattamente in che raggio fare vedere la mia campagna o addirittura selezionare per cap. Se io sono in grandi metropoli, posso dirgli anche per cap dove farla vedere. E anche posso dire esattamente, come diceva Paolo, se farla vedere sia agli uomini che alle donne, solo a un sesso rispetto a un altro, e anche la fascia di età. No, ovvio che per la campagna di questa parrucchiera abbiamo targetizzato donne dai 30 in su, no? Ovviamente solo donne, nel raggio di 5 km dal, dal, dal locale. E, è chiaro che però per fare questo tipo di campagne, adesso non so se qualcuno di voi, magari ho letto qua che qualcuno aveva investito ma non aveva ottenuto risultati, cioè non è che non bisogna fare metti in evidenza il post, perché quello lì non è, cioè non è fare una campagna, quello lì è uno strumento che Facebook ci dà
per spendere un po' di soldi, per farti provare cosa succede, ma in realtà non ottimizza bene le campagne, cioè non le fa vedere esattamente a chi vogliamo noi. Cioè lui fa delle ipotesi e fa vedere queste campagne un po' a chi pensa lui siano corretto, sia corretto mostrarle. Però in realtà non ci azzecca sempre. Per questo magari alcune volte ho letto qua dei messaggi che hanno scritto e investito e non si ottengono risultati. È chiaro che Facebook è uno strumento, non è una bacchetta magica, è uno strumento, deve essere utilizzato correttamente, ci deve essere una strategia dietro e non è detto neanche che i risultati arrivino subito. Cioè, è chiaro che poi dipende anche da quanto il brand, da quanto il negozio è conosciuto, da quanto tempo è nel paese, che rapporto ha con i clienti. Il passaparola comunque conta perché un conto è vedere una campagna di un centro, di un negozio di cui non ho mai sentito parlare. Un conto è vedere una campagna, quindi un post, no? Di un'attività che magari il vicino mi aveva detto, ah guarda sono andato a comprare di là, mi sono trovato bene e quant'altro. Quindi ci sono anche altri fattori che influiscono su questa cosa. E, quello che volevo, ecco, qualcuno scrive: non puoi targetizzare solo donne o solo uomini su Facebook. E questa cosa non. Magari Dimmi, dimmi. Lorenzo, c'è qualche domanda, ma magari Sì, la terrei verso la fine, ah, ok, che ok. così le Comunque, facciamo tutte. sì, sì. Volevo magari andare un po' più nel dettaglio per far capire nel concreto cosa è stato Sì, fatto, per quello che puoi dire, insomma, no, certo. in questa campagna, no? Quindi fare proprio degli esempi concreti, per far capire che non stiamo parlando di fantascienza, no? Che No, no, no. chiaramente lo strumento va conosciuto, ma è una cosa che è a portata di qualsiasi attività, insomma. Certo, Cos'è che è certo. stato fatto? Quindi non so, che tipo di post, era un video, una Sì, foto, sì, sì. Allora, cosa succedeva dopo? come ho detto prima, ho fatto praticamente mi sono fatto mandare delle foto di acconciature finali, quindi il risultato finale delle acconciature. Ho creato un mini video, ma questo non era neanche necessario, avrei potuto anche mettere le foto come un album all'interno di Facebook. Ho scritto un bel testo del post, come ad esempio vuoi trovare la migliore versione di te stessa, cambia look, un nuovo, vuoi cercare un look più moderno. Ricordiamoci sempre che parliamo di una parrucchiera che è specializzata nel colore. E dopodiché cosa ho fatto? Una campagna pubblicitaria che rimandava a Messenger, a Facebook Messenger. Quindi le persone vedevano questa campagna, la campagna diceva scrivici per saperne di più o per prenotare il tuo appuntamento, le persone cliccavano e in automatico gli si apriva Messenger e loro scrivevano e prenotavano direttamente su Messenger oppure chiedevano maggiori informazioni, poi si scambiavano i numeri di telefono e venivano ricontattati telefonicamente. Altra cosa si potrebbe fare se magari le persone non usano Messenger o non si è abituati, anche con WhatsApp ad esempio, mandare un messaggio su WhatsApp una volta che un cliente è interessato appunto può scrivere direttamente su WhatsApp al proprietario, ecco. Questo è quello che è stato fatto, quindi niente di Quindi fantascientifico. voi avete preso praticamente delle foto e avete creato un mini video, insomma, diciamo, Sì, delle sì, foto, semplicemente di persone reali, di clienti, se non ho capito male, di clienti che si sono fatti il colore, tagliati i capelli, insomma, in questa parrucchiera, giusto? sì, Quindi sì, sì. avete creato questo post, avete deciso di mostrarlo a un determinato target, Nella, nella zona dove era il nella negozio, in zona un del... raggio di 5 km, Ok. Che tipo e di target era stato impostato in questo è stato caso? donne, solo donne dai 30 anni in su, dai Ok. 30 ai 55 Ok, circa. e questa campagna è durata, mi dicevi, 3 settimane, È durata giusto? 3 settimane e ha speso 5 euro al giorno, Ok, quindi sì, 100 euro, 105 euro mi pare in totale. E era prevista appunto, noi ci eravamo accordati con la titolare, insomma, di spendere 5 euro al giorno e di fare ok. una cosa continuativa, quindi più o meno 150 euro al mese. Questo è quello che spendeva. Ecco, la cosa bella di Facebook è che se io poi voglio stoppare una campagna, lui non è che spende tutti i 150 euro, spende fin dove è arrivato. Quindi se io dopo 100 euro vedo che non lo voglio più fare per X motivi, posso stoppare e non avrò speso più di 100 euro. E quindi il passaggio invece del cliente sul lato cliente,
era io cliente, vedo questa pubblicità perché sono in target, quindi sono una donna che ha 32 anni e vive attorno, insomma, nel raggio di questa Sì, parrucchiera, vedo la foto, clicco sul bottone che ci sarà esatto. stato, non so, contattaci o qualcosa Sì, del sì, 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 genere, e esatto. scrivo un messaggio direttamente alla Su parrucchiera, non Messenger, chiedendo esatto. informazioni. Come viene fuori questa campagna per un cliente? Praticamente viene fuori come se fosse un post nella bacheca. Ok, quindi nella bacheca io vedo questo post dalla pagina, quindi come fosse un post della pagina, solamente sotto si vedrà in piccolo scritto sponsorizzato e quindi mi compare mentre sto guardando Facebook o Instagram, insomma, perché abbiamo detto che poi la campagna va in automatico su entrambe le piattaforme. Quindi molto, molto semplice. Ok, allora c'è una persona che fa una domanda correlata a quello che stiamo Sì, dicendo, quindi è interessante vederla. Questa è Alessandra, è un po' più sì. avanzata perché appunto chiede tramite bot. Magari spieghiamo un Chat. attimo cos'è un bot e vediamo poi. Allora sì, in questo caso specifichiamo chatbot, nel senso che Messenger permette di automatizzare alcuni processi tramite appunto questo strumento che è come fosse un piccolo robot che risponde in automatico ad alcuni messaggi. Quindi se il cliente digita alcune domande, in automatico lui capisce cosa è stato scritto e risponde con delle risposte che io ho imposto precedentemente. Preconfezionate. Sì, diciamo che in questo caso non è stato utilizzato un bot perché il bot complica un pochino quello che è il processo. Io sono sempre per la semplicità, cioè semplifica il più possibile. Quindi anche il fatto magari di utilizzare, sai, un sito web per fare arrivare le persone prima sul sito, poi andare. Io credo che il processo, no, per una persona che cerca un nuovo parrucchiere sia molto veloce in termini, cioè quando una persona ha deciso si è abbastanza convinta, quindi non ha tempo di andare di qua, spendere, mandare una mail. Scrive subito, clic, scrivo, prenoto, via, risolto. Quindi semplicità prima di tutto. Quanti sono stati, se ti ricordi, i clienti che hanno contattato questa parrucchiera, se te l'ha Allora, detto, insomma, e sì, poi quelli che hanno allora, acquistato alla fine? Allora, che hanno acquistato una decina, in Sì. realtà noi abbiamo avuto, in gergo tecnico si dice contatti per circa 3 euro, quindi Mhm. sono stati molto di più, poi i lead che sono arrivati, poi magari uno voleva solo informazioni, uno non, poi uno dice ah sì va bene grazie, risponderò, prenoterò più avanti, quindi insomma poi ci sono delle dinamiche che ovviamente non tutti i contatti prenotano, però in questo caso a noi interessa poi quelli che effettivamente si trasformano in clienti, ecco. Ok, quindi c'è una persona che chiede, ma alla parrucchiera gli arrivavano leads? Sì, esattamente, gli arrivavano i messaggi, come fosse un messaggio su WhatsApp, solo che era su Messenger, ma ciò non toglie che si possa fare anche direttamente su WhatsApp. Per tradurre leads, che magari qualcuno non lo sa, Contatto. sono appunto potenziali clienti che potrebbero diventare clienti, Persone ecco, interessate persone interessate. che hanno scritto loro alla parrucchiera, non che la parrucchiera è andata a scrivere così, perché loro hanno visto questo post, questa campagna e erano interessati, quindi hanno scritto direttamente loro alla parrucchiera. È come se un cliente vi chiamasse per telefono per chiedervi informazioni. Poi sta a voi anche riuscire a trasformare il potenziale cliente in cliente. Ok, allora vediamo un po' di domande perché sennò poi si Sì, beh, c'era accumulano. quella, non puoi targetizzare solo donne o solo uomini su Facebook e questo non è vero perché si può fare e posso targetizzare anche geolocalizzare, quindi restringere anche l'area geografica, quindi anche solo di 1 chilometro io volendo potrei fare la campagna. Sì, allora c'è Mm. Stefania, mi sembra avesse fatto questa Sì, domanda. Allora, qua si ritorna indietro, no, sul valore del cliente, quindi lifetime value. Chiaro, sì, l'unica cosa che non mi è chiara, il valore del cliente va dato in senso assoluto oppure per dire Tizio vale 500 euro al mese? Vuoi allora, sì, spiegarmi? allora io vi faccio 3 domande, se ve le scrivete secondo me è anche molto utile, così capite esattamente come calcolarvi il vostro Mm. lifetime value. Allora, la prima domanda è: quanto in media spende un cliente nel vostro esercizio?
Quindi praticamente lo scontrino medio, ok? Che nel caso di un parrucchiere abbiamo detto potrebbe essere intorno agli 80-90 euro. Più precisi siete, meglio è. La seconda domanda è: con quale frequenza torna in media nel vostro esercizio? Quindi anche qui, per semplificare, possiamo farlo su base annuale. Quindi, ad esempio, in media abbiamo detto prima era una volta ogni 2 mesi, quindi 6 volte l'anno. Attenzione che c'è sempre la parolina media, che è la parolina chiave, perché come ho detto prima è ovvio che ci saranno quelli che vengono più spesso e quelli che vengono meno spesso. L'ultima domanda è: per quanto tempo in media resta con noi, cioè resta con la nostra attività, cioè rimane un nostro cliente? E anche qui abbiamo detto, più per un parrucchiere, se siamo bravi, potrebbe essere anche intorno ai 2 anni, potrebbe essere anche 3 anni, potrebbe essere anche 4 anni. Qui dopo sta a noi, insomma, capire quanto bravi siamo. Se noi facciamo la moltiplicazione di queste cose, quindi ad esempio 80 euro scontrino medio, sta con noi viene nel nostro esercizio per 6 volte all'anno, per 2 anni, più o meno fa intorno ai 950 euro in questo caso. Mettiamo anche che sia 700-800, arrotondiamo per difetto. Capite che noi possiamo permetterci di spendere per acquisire un nuovo cliente fino a quella determinata cifra per nuovo cliente. Ok, allora, siccome ci sono un paio di persone che affrontano questo tema, no? Quindi io ho investito con Facebook, Vivi Milano, che poi ha detto che è Un un giornale, allegato sì. del Corriere, Sì, sì, ok? sì, sì. Il risultato non è stato ottimo. Allora qua, ragazzi, Innanzi Facebook è uno strumento, no? Come un coltello. Un coltello puoi usarlo per tagliare la carne e puoi sì. usarlo per uccidere una persona. Quindi non è Facebook che funziona o non funziona, è anche, diciamo, come viene utilizzato questo Sì, strumento. allora, innanzitutto, come ho detto prima, per fare le campagne non bisogna fare metti in evidenza il post, che è quello che ci viene fuori sotto ogni post quando noi lo pubblichiamo. E, in secondo luogo, per quanto possa sembrare facile, cioè è un lavoro, ci sono delle persone come me, ad esempio, che fanno questo di lavoro e quindi io credo che gli autodidatti arrivino fino a un certo punto. Se si vogliono ottenere dei risultati, bisogna che le campagne siano fatte da una persona che lo faccia di lavoro, anche perché dietro non c'è solo la campagna in sé, c'è tutta la strategia che ci va dietro. E per il discorso di Vivi Milano, che è un giornale, io non me la sentirei di affiancare promozioni offline, quindi su giornali, riviste, eccetera, con promozioni online, perché è un altro mondo e ci sono delle variabili totalmente diverse. Ok, allora vediamo se ci sono intanto altre domande. Ah, allora c'è, mi sembra fosse sì, Alessandro, grande Alessandro, che chiede, facendo un bellissimo erroraccio, tra l'altro Alessandro, molto male, qual Qual è? era, se c'era il messaggio di benvenuto in Messenger, quindi qui Allora, torniamo al caso studio. qui stiamo parlando un po' di tecnicismi che secondo me sono anche un po' superflui, nel senso il messaggio di benvenuto non è quello che fa la differenza. In questo caso mi pare che c'erano 3 risposte automatiche che uno poteva cliccare appena entrava su Messenger. Una era: posso avere maggiori informazioni, dove vi trovate, o posso prenotare un appuntamento, una cosa di queste. Ciò non toglie che la persona poteva scrivere lei direttamente il messaggio che voleva. Ho anche fatto dei test per fare delle campagne con queste 3 impostazioni predefinite, diciamo, o senza, e i risultati praticamente sono uguali. Ok, c'è una domanda molto Sì. interessante, va un po', magari un po' più sul tecnico, ma è interessante da Allora, approfondire. questa sì. La targetizzazione specifica per interessi ha dei limiti da impostare perché il sistema funzioni in modo esatto? Allora, questa è una domanda che non ha molto senso quando si parla di attività locali, perché per attività locali le campagne, per una serie di questioni sofisticate dell'algoritmo di Facebook, delle campagne, non vanno inseriti gli interessi. Se volete ve lo spiego anche, ma è una cosa molto tecnica. Gli interessi vanno inseriti quando il nostro pubblico è più grande di 150.000 persone.
quindi vuol dire su grandi città o quando si prendono regioni o intere province. Non è il caso di attività locali, almeno che poi le attività locali si trasformino in attività nazionali, perché magari hanno degli e-commerce, hanno dei servizi che possono vendere anche online, allora è un altro discorso. Però per attività locali non si utilizzano interessi. Allora, traduciamo un attimo il significato di interessi, perché Sì, magari qualcuno non conosce bene la piattaforma. Allora, il buon Facebook sa vita, morte e miracoli di quello che fate voi, perché anche se adesso tutti si fanno le paranoie con l'app Immuni, no? sì. In realtà ne abbiamo una in tasca che da parecchi anni studia tutto quello che facciamo, perché c'è il GPS attivo. Voi condividete migliaia di foto, video, e sappiate che i software sanno riconoscere cosa c'è in quelle foto. Mettete like o cuori o cose. Quindi Facebook riesce a capire e fare un'analisi veramente molto molto specifica e dettagliata di che tipo di persona siete, cosa può piacervi e quali sono i vostri gusti, le vostre abitudini. Quello che chiede Christian è appunto, ha senso andare a impostare gli interessi, quindi in una campagna locale, no? Facciamo l'esempio, appunto, torniamo all'esempio della parrucchiera, ha senso andare a specificare che il target a cui voglio far vedere la mia campagna, oltre a essere donna con età da 30, 50, eccetera, posso dire, seleziona come target queste donne che oltre a questo hanno anche interessi in Barbara D'Urso, in cani o auto di lusso, ecco. Quindi si può andare a chiedere a Google, a Facebook, di selezionare solo questo tipo di target. Però appunto, come dice giustamente Lorenzo, in campagne local è meglio lasciare che l'algoritmo individui da solo il target. Sì, anche perché potenzialmente tutti potrebbero essere interessati se noi già limitiamo al sesso e alla fascia di età e alla zona geografica, potenzialmente tutti potrebbero essere interessati al nostro servizio. Se si parla di ristoranti, centri estetici o altre attività locali, panifici, gelaterie, macellerie, insomma, tutte quante le attività locali. Ok, allora dunque, se si fa una campagna del genere, è bene partire ora a negozio chiuso? Questa Questa è una è bella una domanda domanda. molto intelligente. Sì, allora, ha senso. Allora, diciamo che se noi avessimo voluto fare le cose come al 100%, ok, quindi facendo marketing veramente a livelli altissimi, le campagne sarebbero dovute continuare anche durante questo periodo, perché è molto importante mantenere una relazione con i propri clienti, con messaggi del tipo non ci siamo dimenticati di voi, appena se finirà tutto veniteci a trovare, o cose di questo tipo, anche volendo promozioni con i clienti più fedeli per mantenere e per aumentare, no, il lifetime value, quello che abbiamo detto prima. Tutto alla fine torna allo stesso discorso. Per cui io adesso ho delle clienti che comunque mi hanno ricontattato dicendomi siamo pronti, io direi che possiamo ripartire, quindi anche se non sono state fatte campagne fino ad ora, prima di riaprire qualcosina si può fare, è interessante, perché magari noi ci prendiamo già delle prenotazioni e le programmiamo già per molto tempo. Allora, chi è che aveva fatto? Alessandra, una cosa che eventualmente potreste anche fare in alternativa, aspetta che rimettiamo la sua domanda. Adesso appunto voi siete chiusi, adesso tu Alessandra mi sembra tu abbia un centro estetico, se non ricordo male. Voi in teoria riaprite il 1° di giugno, sempre che non Sì. anticipino sperando che anticipino i tempi. Quello che potreste fare in questa fase eventualmente potrebbe essere quella di sponsorizzare le gift card, no? Anche, Quindi assolutamente. qualche estetista, qualche parrucchiera, qualcuno l'ha fatto, ha ottenuto dei risultati paurosi che ho condiviso anche nel gruppo. Insomma, avete Sì, ma visto sono sicuro. chi ha tirato su 3.000 euro, 4.000, 2.000 euro in 24 ore. Insomma, potete sfruttare eventualmente queste giornate in cui siete ancora chiuse per andare a fare delle campagne dove promuovere esclusivamente la vendita delle gift card. Sì, Quindi questo potrebbe essere una soluzione ottima strategia questa. e vi darà sicuramente dei grandissimi risultati, soprattutto abbinando a questa cosa quello che dicevo l'altro giorno,
di usare come leva quello delle prenotazioni, no? Quindi se voi per esempio date priorità nelle prenotazioni a chi acquista le gift card, sicuramente ottenete ancora più risultati. Sempre ricordandovi appunto di non magari di strutturare bene il calendario in modo da non avere tutto giugno pieno di gente, di persone clienti con le gift card, altrimenti magari a livello di flusso di cassa potreste incasinarvi un po'. Lasciate magari dei buchi per i clienti che non hanno le gift o per gli altri Certo. clienti, insomma, ecco, quindi questo può essere un consiglio. Ok, poi c'era un'altra domanda, Sì. eccola qua, questa è interessante. Non mettendo in evidenza come sponsorizzo su Facebook. Ci sono degli strumenti appositi che è il gestione inserzione, diciamo, che è lo strumento che Facebook mette a disposizione alle persone che vogliono fare pubblicità. È un po' complesso da utilizzare ovviamente perché ci sono delle selezioni da fare di obiettivi, di pubblici, di post, tempo, insomma, si fa, però non è così diretto, ecco. E se si vogliono fare le cose fatte bene bisogna utilizzare questa cosa perché altrimenti non arrivano risultati. Un altro errore che vedo spesso fare da persone così che magari si improvvisano un po' e vogliono fare campagne sono le campagne di acquisizione like. Una volta tanto di moda fare le campagne metti like alla mia pagina e quant'altro. Allora, il primo è, facendo queste campagne ci arrivano dei contatti che molto spesso non sono a target con il nostro negozio. E la seconda è per il discorso che avevamo fatto inizialmente, ossia che la copertura naturale, la copertura organica di Facebook è bassissima. Se io anche faccio campagne di acquisizione like e la mia pagina arriva a 10.000 like, 10.000 persone che mi seguono, ma poi io faccio un post e me lo vedono in 1.000, cosa me ne faccio degli altri 9.000 persone? Quindi non ha proprio senso fare campagne direttamente per acquisire like. Se io poi faccio un'altra pubblicità però che mi serve per portare clienti e come anche risvolto mi porta anche ad aumentare i miei like sulla pagina, allora ben venga, insomma, non fanno male. Però fare campagne dirette per acquisizione like, errore. Ok, allora Chris infatti in merito a quello che dicevamo prima degli interessi, ok, grazie, molto importante, sapevo che in alcuni casi la campagna si riduceva Mm. usando male i target. Ok, allora c'è invece questa Se che non so se la vedi tutta, comunque la leggo. Io sto facendo una campagna che punta a Messenger, ho raccolto circa 200 contatti a 50 centesimi a contatto, ma ordini pochini. Per questo volevo capire se è importante anche il funnel all'interno di Messenger. PS, qual è corretto subito? Ah, qual è corretto subito? Ah, Ma voi no. sì, che ha Ah, ok, scritto. l'errore Beh, di qua. e Ok. innanzitutto bisogna capire di che business stiamo parlando. Non ho capito se è un parrucchiere. Alessandro, Eh, se non ricordo male, è un negozio, giusto? mm. Ale, magari scrivi nei Perché commenti che... contatti a 50 centesimi sono veramente pochi, bisogna vedere come sono stati fatti questi contatti, se sono... Ah, su Messenger dice. Ehm, il funnel, la parola funnel è un po' complicata, sostituiamola in questo momento con strategia, perché magari le persone non capiscono. Ehm, dipende dal tipo di business, perché alcune volte è difficile così, senza informazioni. Io sono sempre per semplificare, come ho detto Ah no, prima. ristorazione, Ah, ristorazione. Prima ristorazione. era aveva un negozio, adesso è nella Ecco, ristorazione. il ristoratore probabilmente usare Messenger non è la soluzione migliore, perché il cliente che vuole prenotare una cena vuole chiamare, cioè chiama e prenota. Ale, Quindi, scusa, specifica cosa significa ordini pochini, perché se ti eh, riferisci adesso che c'è appunto la alle delivery, la mm. sport, eccetera, è una questione. Se invece parli di pre-Covid, Esatto, perché vediamo cosa intendi allora con sì, ordini. Magari. diciamo che per prenotare da sport potrebbe anche starci, però anche lì, quando voi ordinate una pizza da sport, cosa fate? Gli scrivete su Messenger o chiamate?
Cioè, questo è il processo, quello che si dice il processo di acquisto. Per un ristorante, una pizzeria o anche una gastronomia, gelateria, tutte queste cose qui, potrebbe essere che al posto di mettere Messenger, ma una bella chiamata all'azione, la cosiddetta call to action, no? Scrivere chiamaci subito per prenotare il tuo menù o la tua cena e mettere il numero di telefono potrebbe funzionare molto meglio che scrivere, scrivici su Messenger o cose del genere. Io proverei, Alessandro si chiamava, no? Io Alessandro, sì. proverei a modificare e magari anche l'obiettivo della campagna, quindi non più messaggi, magari con qualche altro obiettivo, tipo interazioni, e mettere un bel numero di telefono di chiama ora per prenotare la tua cena, numero di telefono e via. Ok, allora, aspetta che c'era un'altra domanda. Ok, eccola qua. Allora, si possono promuovere copy con hashtag. Cosa pensi in generale, Lorenzo, degli hashtag su Facebook? Allora, questa è domanda, beh, giusta, nel senso che si possono promuovere copy con hashtag, sì, ma gli hashtag su Facebook non hanno senso. Non hanno senso neanche su Instagram ormai, cioè valgono veramente poco, per cui non ha senso. Si può utilizzare qualche hashtag se si vuole utilizzare un tono di voce nella comunicazione un po' più giovanile, magari preevidenziando qualche parola, però io non li utilizzo mai. Utilizzo invece al posto degli hashtag le emoticon, le emoji, no? Non so come le chiamate. Quelle secondo me per il target magari di una parrucchiere, un estetista, sono ottimali, quindi magari impostare qualche punto con qualche emoji piuttosto degli hashtag, assolutamente sì. Pensate anche a scrivere un copy, quindi un Il testo, testo fatto bene, ragazzi, perché è molto molto importante. Oltre l'80%. alla foto e al video che mettete, che deve essere fatto in modo decente, insomma, Sì. si vedono veramente tante porcherie purtroppo ancora in giro. Dovete lavorare bene sul copy, no? Quindi quello che scrivete nel vostro annuncio, nel vostro post. Non pensate tanto agli hashtag, a queste piccole cosette qua, cercate di pensare a cosa vuole il vostro cliente, qual è il modo più semplice per dargli cosa vuole il cliente, perché spesso si va anche a fare mille piffe mentali e a complicare le cose quando il cliente magari vuole solo semplicità, come diceva anche Lorenzo prima, Sì. e stop, insomma, cercate di rendere le cose più semplici possibili all'inizio, poi eventualmente ci sarà tempo anche per perfezionare tutta la faccenda. Allora, Alessandra, ma se supponi che parto ora con la campagna e mi arrivano i leads, quindi Alessandra, il centro estetico ha chiuso. Se riapro il 1° giugno, non è che il probabile cliente cambi idea a venire? Allora, innanzitutto, come diceva Paolo prima, le campagne in questi giorni potrebbero essere rivolte all'acquisto di gift card, esempio, e potrebbero anche servire a fare quello che un po' nel marketing si chiama brand awareness, ossia conoscenza del mio brand, del mio negozio, no? Perché mettiamoci sempre nei panni di un potenziale cliente, cioè non è che io mi vedo una volta la campagna, questo post che è stato fatto e che poi abbiamo messo sponsorizzato per farlo vedere a più persone, lo vedo una volta e prenoto. Succede magari che lo vedo una volta, poi mi ricordo e mi ricompare la settimana successiva, poi sento un'amica che è andata, allora mi dice, ah sì, sai che avevo visto quel post su Facebook e magari si decide a chiamare. Quindi insomma, per questo dicevo inizialmente, è vero che si possono ottenere dei risultati anche da subito, però è poi nel lungo periodo, quindi 3-6 mesi indicativamente, che ottengo i migliori risultati. Quindi sì, non è per forza che devo raccogliere il lead adesso, ossia potenziali clienti adesso, ma mi serve per essere più visibile, ecco, mettiamola così. Ok, poi c'era una domanda, però è un po' vaga, quindi magari Super chiaro. ormai siamo arrivati anche alla fine, però Sì. se sei ancora collegato o collegata, magari dacci qualche informazione in più. Avrei bisogno di qualche dritta per un negozio che prima della quarantena era Ah, specializzato nel riparare le scarpe e borse in un centro urbano di 60.000 abitanti. identico, uguale, la stessa cosa. Si fanno dei post sponsorizzati
nella zona geografica in cui tu lavori, perché non penso che tu lavori con persone a 10-20 km del tuo negozio, dalla tua attività, e ci dice: hai bisogno di riparare le scarpe o la borsa? Eccoci, siamo qui, vieni da noi, miglior prezzo garantito, qualità del prodotto eccezionale e via. Questo è quello che si può fare. Chiamaci Oh, ora oppure scrivici su Messenger e si fa. ok, allora vedo che non ci sono altre domande, siamo arrivati all'ora tonda tonda, quindi direi che possiamo chiudere qua. Sì, Lorenzo, grazie mille insomma, per aver condiviso sì, sì, questo caso grazie a voi. studio, è stato molto interessante. Se avete altre domande, poi questo Beh, video resterà nel gruppo, quindi sì, scrivetelo pure nei scrivetele, poi commenti. magari io se vedo altre domande rispondo. Chiudo secondo Esatto. me dicendo una cosa che vi hai detto inizialmente te, ossia se siamo delle attività locali, qualsiasi attività locale, siamo quindi centro estetico, parrucchiere, ristorante o quant'altro, quanti dei nostri competitor comunicano come si deve o fanno pubblicità su Facebook? La risposta la maggior parte delle volte è zero, nessuno. Quindi già se voi fate quel gradino in più, investite un pochino in pubblicità a pagamento su Facebook, già siete sopra i vostri competitor, cioè già siete superiori a loro e quindi delle volte basta veramente, veramente poco per fare la differenza, perché il livello è molto basso ancora. Ok, allora colgo l'occasione, dato che c'è Giovannina che chiede se può essere contattata, allora se avete bisogno insomma di aiuto a riguardo, Sì, possiamo farlo. possiamo darvi una mano, scrivete a questa mail @torniamopresto.it, dateci qualche informazione sull'attività, su quello che Chiaro. fate, quello che volete raggiungere, eccetera, vediamo se possiamo darvi una mano, insomma. Bene, grazie Lorenzo ancora, grazie a Grazie a chi voi, ha è stato un seguito piacere. fino alla fine e alla prossima diretta. Ciao Alla ragazzi, prossima, ciao a ciao tutti. ciao 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 ciao.